a questa serata. E soprattutto benvenuti all'8ª edizione de Savesta des Launeddas. Qua a Pirri, che ci ospita da tantissimi anni, ormai Pirri è divenuta Sadomo des Launeddas, è proprio uno dei posti del cuore di Associazione Launeddas Sardigna, che organizza appunto quest'anno per l'8ª edizione, non possiamo dire per l'8º anno perché con il Covid siamo dovuti fermare, ma per l'8ª edizione questo grandissimo evento della durata di 2 giorni. Quindi questa sera alcuni laboratori, abbiamo questa conferenza, ma proseguiremo nella giornata di domani dalle 10 con ulteriori laboratori di costruzione di Launeddas, poi ci saranno tantissimi musicisti, e poi domani dalle 17 proseguiremo ancora con laboratori di ballo campidanese, ci saranno tantissimi suonatori, quindi è possibile cimentarsi nel ballo a Launeddas. Quindi questa festa è la festa dello strumento tradizionale per eccellenza della Sardegna, organizzata, come dicevo, come ogni volta da Associazione Launeddas Sardigna, un'associazione che riunisce non solo tantissimi suonatori ma tantissimi appassionati, tantissimi studiosi di questo strumento importantissimo per la nostra regione, e che grazie appunto al lavoro di tutti i soci prosegue non solo nella ricerca e nello studio, ma anche nella promozione non solo nell'isola ma soprattutto fuori, dove lo strumento è ancora c'è tanto lavoro da fare per farlo conoscere sempre di più in tutto il mondo appunto. L'edizione di quest'anno ha il titolo Il suono che unisce i tempi, le Launeddas tra antiche e nuove feste, che infatti ci invita a riflettere sul ruolo che ha questo strumento per noi, non solo per quanto riguarda la storia della Sardegna, ma per la vita collettiva in Sardegna, perché il suono delle Launeddas è il suono delle feste popolari, delle processioni, dei balli, per chi appunto segue le feste, anche solo le feste patronali nel proprio paese, e quindi assume una funzione che è allo stesso tempo identitaria ma anche simbolica. Non solo, perché nelle esecuzioni odierne le Launeddas dialogano con generi musicali diversi, e quindi questo ci fa capire come questo strumento della tradizione antichissima si adatti e possa avere sempre una nuova vita, adattandosi e rinnovandosi senza perdere la propria autenticità. Iniziamo, insomma, prima di iniziare con la conferenza, direi come sempre di iniziare con i saluti istituzionali. Inizierei con Maria Laura Manca, la Presidente della Municipalità di Pirri, che ci ospita appunto, come dicevo. Grazie, un saluto, sarò breve perché non voglio prendere tempo a chi si esibisce. Un ringraziamento a voi per avermi invitato anche quest'anno. È vero, è la vostra casa Pirri. Noi abbiamo una tradizione, lo dico ogni anno e mi piace ribadirlo, proprio sulla musica sarda e le Launeddas, e a breve l'abbiamo messo come capigruppo la reiterazione, perché l'abbiamo chiesto già un paio di anni fa, l'intitolazione di una strada già individuata o eventualmente anche l'Arena del Parco, vedremo, della vetreria al nostro suonatore di Launeddas Marceddu, che noi vogliamo ricordare ogni volta anche simbolicamente con un luogo fisico. E ancora, come municipalità stiamo lavorando con le nostre associazioni, abbiamo anche noi le nostre associazioni che ben conoscete, e anche con la scuola e con il comune, per rafforzare questa nostra tradizione ancora forte, quel senso di identità che ci caratterizza, dove la musica, ma la cultura, la lingua sarda è ancora forte nella nostra comunità. È difficile perché, come dire, i nostri ragazzi, ma le nostre stesse famiglie oramai hanno un'altra dimensione, che è una dimensione internazionale, dove anche la lingua italiana fa un po' fatica a volte a essere sentita, o meglio, correttamente parlata,
nella mia quotidianità il sardo a Pirri mantiene ancora la sua connotazione di lingua principale anche tra noi. E come dico sempre, e lo dico ogni volta che faccio questo intervento anche in consiglio, è un patrimonio che deve rimanere nostro, perché appartiene alla nostra storia, appartiene alla nostra cultura, appartiene a noi stessi. E quando un popolo, cioè noi, perdiamo la nostra storia, perdiamo noi stessi, ed è per questo che anche la Regione Sardegna stessa, e poi verrà qui a parlare Marta Cillocu, che è anche rappresentante non solo del comune, che saluto, e anche della Regione Sardegna, un grande sforzo lo stiamo facendo proprio per consolidare questo sforzo collettivo che noi come popolo sardo stiamo facendo, quello di mantenere ancora viva questo nostro patrimonio, che è patrimonio dell'umanità. E proprio oggi, e chiudo, mio fratello è in giro, insomma c'era anche manifestazione a Nuoro, e mi ha mandato una foto proprio con un bambino piccolino, ma piccolo, che suonava la fisarmonica. Ecco, vuol dire che le generazioni, questo è simbolicamente, le nuove generazioni mantengono, comunque riusciamo a mantenere ancora questo spirito, questa voglia di suonare il nostro patrimonio che è dentro di noi, e vogliamo custodirlo con tutti i mezzi e con quella caratteristiche che ci caratterizzano, quel senso appunto di forte appartenenza. Quindi ringrazio, io spero che non solo continui questa tradizione, ma che riusciamo a rafforzare sempre più questa manifestazione, rendendola anche forse un appuntamento non solo annuale, ma più volte all'anno. E noi siamo riusciti quest'estate, e sto zitta davvero, a portare il ballo sardo per 2 volte al parco della vetreria, ed è stato un successo. Quindi io spero che anche questo diventi un appuntamento, ballare in piazza, questa è la nostra piazza, il parco, e riprendere anche questa tradizione. Il canto, abbiamo portato anche il canto in Limba qua a Pirri, e anche nuovamente il ballo, perché anche il ballo è, con la musica, è momento di aggregazione e socialità, oltre che di riappropriazione della nostra identità. E quindi mi unirò volentieri, anche domani noi saremo in festa dell'albero, festa della sostenibilità ambientale, e insieme, perché le Launeddas sono il nostro patrimonio, anche utilizzando il nostro patrimonio arboreo, e quindi ben si sposa con queste iniziative. Ancora grazie e buon proseguimento, buona serata. Grazie Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, e chiamerei sempre per i saluti Marta Cillocu, Vicepresidente vicaria del Consiglio del Comune di Cagliari. Grazie a tutti e tutte, grazie per avermi invitata, non avrei potuto mancare a questo appuntamento. Sapete che come tengo a queste tradizioni. Io sono sempre molto emozionata quando ascolto le Launeddas, quando ascolto il canto a tenore, il nostro patrimonio UNESCO, e mi ha davvero inorgoglito quando abbiamo finalmente, dopo un grande lavoro, dobbiamo dire che insomma il maestro Gilai, che oltre a voi che avete continuato questa tradizione straordinaria, ha fatto sì che sia diventata una materia di studio al conservatorio. Tutto questo è un nostro patrimonio che dobbiamo conservare, dobbiamo tutelare, dobbiamo valorizzare. Lo facciamo come? Lo facciamo come comune. Io adesso oggi rappresento il Consiglio Comunale, sono vicepresidente del Consiglio, ma insomma con un grande orgoglio l'Alternos me lo sento appiccicato ormai per tutta la vita a questo ruolo che mi ha tanto emozionato e continua a darmi tanta emozione, facendo ogni anno, chiaramente partecipando al pellegrinaggio grazie all'associazione Folk Villanova con l'abito tradizionale. Tutto questo insieme ci deve portare a continuare a sfruttare anche tutti
oggi le varie attività, i vari incentivi che anche in Regione, insomma, ho anche l'onore di collaborare con l'assessore Cucurello, quindi in Osservatorio regionale del turismo, artigianato e commercio, e tutto quello che si fa è proprio per portare avanti quello che non dobbiamo assolutamente perdere, come diceva Maria Laura Manca. Il tema è crederci e continuare a farlo con passione, perché poi è questo un po' il segreto. A parte tutti gli incentivi, certo gli spazi, ne parlavamo prima, gli spazi per poter mostrare tutto questo che vedo oggi in tutti i giorni dell'anno. Abbiamo la fortuna di avere un ISRE a Nuoro, abbiamo la fortuna di avere una parte anche la cittadella dei musei, abbiamo la fortuna di avere l'Elauneddas in un bronzetto nuragico che ci dice che è uno degli strumenti più antichi al mondo. Quindi tutto questo deve essere sempre unito in promozione di eventi che valorizzino la Sardegna. La Regione lo sta facendo anche con la promozione delle zone, le uniche 5 nel mondo che hanno questo, cioè i canti, gli strumenti, i nostri valori identitari che non sono mai svaniti, ma proprio grazie al vostro lavoro. Quindi davvero grazie per questa 8ª edizione, grazie di aver tenuto duro fino adesso e continuiamo insieme a valorizzarlo. Io sapete che insomma per me è davvero una missione questa, per cui per me in ogni luogo adesso sarò anche tra un paio di settimane a rappresentare proprio come Alternosa e come per tutto ciò che anche mio nonno insomma, ha fatto per Sant'Efisio, a rappresentare le nostre tradizioni. Quindi per me è davvero una missione continua, a prescindere proprio da quello che riusciamo poi a investire sempre di più in questa valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni. Lo abbiamo fatto anche candidando all'UNESCO Sant'Efisio. Tutto ciò che voi vedete nella nostra festa di Sant'Efisio è anche frutto di un grande lavoro che avevamo fatto con comitati scientifici e antropologi che ci avevano aiutato a davvero prendere e tenere tutto ciò che era veramente della nostra tradizione e non qualcosa che doveva essere in più. Adesso io continuo a vedere immagini che mi hanno coinvolto in prima persona e mi emoziono. Il lavoro sui cammini, sono davvero tanti, cioè la legge 7 ha tante sfaccettature e tante possibilità di incentivare questa valorizzazione delle nostre tradizioni. I cammini lo fanno, ma anche i borghi, ci sono tanti fondi sui borghi che stiamo investendo, quindi soprattutto i comuni dell'interno e non solo. Quindi continuiamo così, grazie e buona manifestazione. Ovviamente io mi ascolto i canti e i suoni, mi sento ascoltati, grazie. Bene, direi che adesso abbiamo fatto i saluti istituzionali di queste due paladine, possiamo dire che sicuramente si fanno grandi portavoce del proseguimento di queste tradizioni, ma iniziamo davvero a sentire la musica di questo strumento, la musica des Launeddas. Iniziamo con il primo intervento musicale, chiamerei, li vedo già pronti, Lazzaro Congiu, Gigi Arigi, Stefano Pinna e Luca De Sobus. Prego, io ho invitato.
Abbiamo iniziato bene. Adesso proseguiamo ancora meglio. Il fil rouge di tutta la serata sarà proprio il cambiamento del ruolo delle Launeddas nell'accompagnamento alle feste. Iniziamo quindi con un contributo che è questo video realizzato da Tonino Leoni, un grandissimo appassionato, sicuramente grandissimo, importantissimo ricercatore, instancabile direi, ricercatore di tradizioni, soprattutto riguardo alle tradizioni popolari e alle Launeddas, che ha realizzato un video che vedremo in due parti. La prima parte riguarda proprio il passato, quindi direi di iniziare insomma a inserirci nella conferenza con il video, con il contributo di Tonino Leoni. Prego.